Buongiorno Italia, ho anche la pompa dell'acqua che si accende ogni 15 secondi. Abbiamo dormito al distributore, niente, beh sì, questo già lo sapevi, adesso niente, ci siamo alzati, io ho fatto il piano dell'acqua qua che c'era il rubinetto, mi sono fatto la doccia, ho lavato i piatti, ho fatto di tutto per consumare più acqua possibile, o comunque ancora a metà pieno. Vabbè, andiamo via così, va bene così. No, c'era, guarda, un fuoristrada, eccolo là, lo vedi, sì lo vedi, con il camper dietro, camperizzato, fuori. Pecore a destra, pecore, 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 pecore. E niente, ancora nature, tanta nature, guarda, è veramente bello, rilassante come viaggio, da fare con un vecchio camper fuori all'autostrada. Ti sembra di essere un po' fuori dal mondo, cioè sì, sei fuori dal mondo, però appunto ti dà la reale percezione, no? Cos'è sta roba? Una chiesa o una base spaziale? Guarda che roba, guarda a sinistra, ed è anche chiuso, quindi non ci fermiamo. Però guarda che stile, guarda che roba. Guarda una base spaziale, con dei missili su. Cioè, quando hanno commissionato una chiesa moderna all'architetto, sto qua un po' frainteso, dai, ma se non trovo uno spiazzetto, vuoi non fermarti qua a bere il caffè? Dai, guarda che bel bar, con fiate boassa qua in parte a strada, un po' di buche, porca troia, curati cosa io intendo per buche, guarda questo, guarda che razza di mega di slillevoni, ti prendi quello di sera, ti si incappotta il camper. E quindi Italia, dove mi pincio il caffè oggi? Neanche sbam perché sei controvento, dai, a fuoco, dai, c'è la porta, calma il porco, quella H, quella Giovanni che piscia, siamo un po', guarda, in mezzo a ugazze del niente, e sì, c'è il rischio mine qua, sì, però vabbè, Giovanni è andato a fare i test, quindi se sciopa lui. Ficcata nel niente del niente, ecco sì, qua ci ho fatto una bella foto. Siamo nel niente, direzione di là, siamo a pochissimi chilometri dal confine con la Macedonia, Un bel souvenir, Ti metto la musichetta di sottofondo perché ultimamente ci sono problemi con i copyright, no? Cioè ti scarichi le musichette dai siti che ti dicono sono royalty free, che quindi non ci sono diritti a rispettare, a pagare eccetera, invece poi non è vero. E allora le canto io. E sì che abbiamo preso la strada giusta secondo il navigatore. Però porco cane, è proprio una stradinetta di campagna, guarda che robe. Non deve passarci molta gente perché c'è tutta l'erba nella strada, guarda che robe, dove siamo capitati? Ma sì che è giusta, ci sto seguendo, guarda che roba, cioè ci passi a filo. È chiusa, in camper non ci passeremo mai. No, guarda, cioè tocchiamo, fa vedere. Non lo so, secondo te tocchiamo? Secondo me sì, in video magari non si capisce. Perché sennò se passi di là, guarda qua, entri da di qua, fai il giro in mezzo al campo, esci da di là, va bene dai, facciamo guarda da matti, dove cazzo siamo capitati? Nel nulla più totale, nel wild proprio più totale, porca miseria. Che storie. Vediamo qua che non ci siano robe particolari, allora qua non tocchiamo, qua ci teniamo a sinistra, non tocchiamo. Fortuna che non ha piovuto, se no eravamo in merda, e là perfetto. Va bene dai, non c'è altro da fare. Vabbè, vamos Italia, dai, vediamo cosa riusciamo a combinare. Allora, secondo me la si prende larga per così. Wow! Poi fuori qua, wow, scommattamento, non ho toccato sotto. Ok, è andata di lusso. È andata di lusso ragazzo. E qua, oh merda. Vabbè, vediamo. Wow! Che culo! È andata. Minchia, dove cazzo siamo? È che secondo il navigatore c'è ancora un bel pezzo così, porca troia. Non capisco. Oddio, guarda cos'è? Una tartaruga! Ah, cara! Aspetta che la facciamo attraversare, anzi.
Qui che c'è, fantastico, le mura. E come cazzo ci giriamo noi adesso? Porca puttana, Google merda, che razza di strada ci hai fatto fare? Come cazzo ci giriamo adesso che ci passiamo a filo? Porca di quella puttana! In più fosso di qua e fosso di là. Che cazzo, ma dai! E in più bisogna rifare anche il punto di prima che era particolarmente difficile. E abbiamo lasciato anche le sgomatate. Che cazzo ne so, bisogna togliere quel discorso della vita autostrade. E adesso per girarci? Il problema è girarci. Porca puttana. Allora o ci facciamo le manovre e con 20.000 manovre ci giriamo in quest'angolino qua. Sì, che qua c'è un po' di più. Sì, dai. Roba da matti. Aspetta, qua voglio fare la fotoricordo. Anche siamo in due, perché se eri da solo ci voleva il quintuplo del tempo. Cioè non hai spazio proprio per girarti, una roba incredibile. Cioè uno che arriva qua per sbaglio è ciulato. E noi ci siamo girati qui. Porca puttana, perché questo è proprio il confine con la Macedonia, hai capito? Invece di fare una dogana hanno detto mettiamo i pilastri. Ah, aspetta che dopo vado in Macedonia, basta fare 2 metri là. Vedi, qui hai Giovanni che litiga con l'albero. Io credo che avrò le finestre un po' da rifare, porca troia. Qua. Aspetta, vado un secondo in Macedonia intanto che te monti. Aspetta. Buongiorno Macedonia, porca troia. Mi nascondo che c'è dell'ansia per rifare quel pezzettino off-road di prima, perché ci siamo passati per miracolo, non toccando sotto e non rimanendo infossati. Però passando abbiamo tirato le sgomatate, magari con le sgomatate abbiamo infossato un po' di più, speriamo bene. Memo, più Giovanni aspetta e cazzeggia, più sale l'ansia. Andiamo. Bene, ora la cosa più intelligente da fare è lasciare che vada avanti l'altro e quando è uscito dal percorso tortuoso passi anche tu, perché se lui resta infossato o bloccato in mezzo lì o rallenta poi sono cazzi. Il Giro del Mondo è un canale che regala ansia. Vedi, forse sto cartello buttato giù diceva che era la strada di confine o che cazzo ne so io. Serve un cartello, portiamo a casa. Eccolo qua. Io adesso mi fermo qua. Ok, Giovanni, che dondolamenti estremi. Giovanni ce l'ha fatta, dai, andiamo e speriamo bene. Via. Qua a sinistra. Dai, quella forse era la parte più dura. Forse. No, beh, c'è anche sta parte qua che non è niente male. Wow! Ho shakerato tutto l'interno del camper ma non ho toccato sotto. Buono cazzo. Buongiorno Italia. Pensa se la facevamo ieri notte. Fortunatamente, dai, mi tocca dar ragione a Giovanni, seppur con malcelata riluttanza, per carità, che abbiamo fatto bene a sostare lì nel distributore. Sì, dai, fanculo. Meglio il traffico di Skopje che ste robe qua di notte. Che razza di struzzi coppa all'olio qua a sinistra, incredibile. Qua hanno la pula in borghese, hai visto? Guarda la pula in borghese. Sì, bisogna stare attenti. Che campanile è questo a destra? Cos'è? Guarda che roba! Beh, è un campanile, sì! Finissimo e altissimo, una boa del vento lo butta via. Cos'è? Strada di sassi? No, spero sia solo sporco qua e basta. Meno male. Porco cane! Guarda che razza di dossi che hanno qua. Cioè, hanno le strade che non groviere, un campo minato. In più mettono anche i dossi, ma guarda che sono forti, C'è roba da matti. A destra la vedi? La vedi a destra? No, cazzo, c'è un altro blocco, bisogna girarci di nuovo. Niente, gli ho detto bisogna per forza fare l'autostrada. Niente, non si può entrare in Macedonia senza autostrada. No? Cioè è un posto di blocco economico, un confine economico, molto economico. Niente, bisogna prendere per forza solo e esclusivamente autostrada.
questo è un blocco di confine, diciamo, non è... Puccio che prendo il cane. Cagnetto, là ti sei messo, amore, togliti dal cazzo. E vabbè, inversioni a U a 1000 e ormai ci siamo abituati. Porca di quella troiona. Cane, scusami, ma sei proprio in mezzo, Gioia. C'è un cane abbandonato, selvatico là. È meglio girarci con un po' di manovre in più. Potevo dargli una sottiletta, adesso vediamo, sì dai, adesso gli do una sottiletta. Questo che gli daranno anche da mangiare. Cazzo, ho rischiato di prendere un'altra tartaruga. Sì, il sesto senso femminile di Giovanni aveva ragione, abbiamo fatto benissimo, cazzo, fermarsi a quel distributore. Pensate a sta roba di notte, madonna. In realtà qualcuno può pensare anche che seccatura sta roba della deviazione così, no? In realtà no, è un'avventura all'avventura, cioè a me piacciono anche queste cose, cioè al momento ti posso mettere un po' di ansia, no? Perché ti trovi in questi posti, non riesci a girarti, rischi di rimanere impaltanato, eccetera. Però no, ci sta, questo è il bello dei viaggi, no? Appunti per quando dico che qua sono sempre gentili eccetera, i ragazzi che ci hanno dato indicazioni lassù in cima al colle avevano detto che ci accompagnavano fino all'entrata dell'autostrada, però gli ho detto no vabbè, guarda, arriviamo a sta città qua e dopo giriamo per l'autostrada, cioè abbiamo comunque il navigatore che ci manda dove cazzo vuole lui, ma ce l'abbiamo. Autostrada sì, perché purtroppo sembra non ci sia altro modo, perché hai visto ci sono due strade, una è quella strapiccolissima chiusa, l'altra è questa un po' più normale ma chiusa anche quella, che c'è il posto di blocco, e quindi uno deve per forza, come ci hanno detto i militari, entrare tramite l'autostrada. Il costo dicono è tipo $1, quindi sarà tipo €1 per capirci, però vabbè, se mi accetta la carta di credito boh, se no me li richiedo in prestito a Giovanni. Boh, in autostrada ci siamo entrati così, o più avanti c'è un casello che dubito, o si paga alla fine, probabilmente si pagherà alla fine, adesso vediamo, dai. Porca troia, mi è caduto il melone, adesso si sarà ammaccato, vabbè che me lo mangio subito perché tanto entriamo in Macedonia, quindi farò la Macedonia anche con quello. Noi in a highway! Singa noi in a highway! Ragazzo, curati il panorama, guarda che robe, che verdume, segna solo crocette rosse, ma tutti sono fermi qui, no, forse stanno andando avanti lo stesso. Aspetta, prendo il melone qua che gira in giro per il camper. Guarda che c'è il cartello a sinistra, lo vedi il poster dove c'è lo sgabbiotto, c'è scritto non accettare e non ricevere mazzette, e segnala la corruzione. Minchia, qua in Macedonia avevo capito in Bulgaria, porco cane, Repubblica della Serbia è sta roba, ok, quindi basta, noi abbiamo finito con la Serbia, credo che vogliano i documenti e basta. Good morning, one and my friend is the same from Italy. Tanto se snasa un fiade olio de semi. Yeah, I park there, I wait. Cazzo, mi perquisisce sempre con la faccia proprio da simano. Va bene, dai. Porta in pazienza. Ja. Tal volta che verso. Bravo. Normal, sve. Good. Marijuana, heroin. No. Gun. No. Okay. Thank you, mister. Ciao. Ha detto hai marijuana, eroina, insomma anche no. Dai, ci mettiamo qua a aspettare il Giovanni, non siamo ancora in Serbia quindi ci fermiamo dopo di là. Tac.
Dai dai che fra un po' siamo in Macedonia. Cacchio, figata, devo trovare altra frutta. Qua stanno facendo aprire i bagagliai a tutti, quindi fisso che mi salgono in camper anche qua. Vabbè, problemi zero. Mezzogiorno e 45, quando non sai se dirgli good morning o good afternoon. Casomai glieli dico tutti e due? Ma sì, dai. Buongiorno, Italian to Macedonia. Also my friend, also the other camper, Italia, Macedonia. Pardon? Ah, yeah. Ecco qua, nel caso in cui mi hanno chiesto la carta verde. Thank you very much, bye. E ci fermiamo là. E adesso vediamo qua al capo. Avanti. Ah, here? Ah, go? Ok. Mi ha visto che ho la faccia da cazzo, ha detto vai pure un attimo a fare nel culo. Bene. Io mi parcheggio un attimo qua perché mi pinzo il caffè un attimino. Probabilmente questo è uno di quelli che ha detto sì se sto qua a perquisire il camper ci metto 2 ore, e allora ha detto vai. Anche Giovanni, bene, buttati di qua Giovanni, bravo. Quando ho detto green card, carta verde, ho preso un po' di paura, nel senso pensavo intendessero passaporto, no? Il primo pensiero, invece no, carta verde è l'assicurazione, difatti gli ho dato quella. Sì, stai attento a non portarti ganza, robe strane qua in Serbia, in questi posti, perché ogni delinquenza non è incentivata come in Italia. Qui addirittura ti arrestano, cioè sono contro la delinquenza qui. Tipo, non so, se ti trovano con della marijuana ti fai 8 anni di carcere, quindi insomma vedi, ti vale la pena, no? Oh, è vero, faceva notare Giovanni che non abbiamo pagato l'autostrada. Aspetta che non salve che urlo, perché la Sony è un buon microfono, cioè io posso parlare anche tranquillamente. Solo senti... che se io muovo il sacchetto esatto, sì, esatto. La roba dov'è? Che è? Cazzo, non si sente più. Senti. Pensavo fosse un animale che stava male, invece è uno che canta, tipo una calabla, sai, quelle cose lì. Ragazzo, per il discorso obsolescenza programmata dopo vediamo, però ti anticipo che non mi va più un faro, ok? Allora, può essere che magari le buche, può essere le vibrazioni, può essere che sia staccato un po', per carità, dopo a scopi e vediamo. Però se dovesse essere che si è bruciato, porca di quella troia, ricordo che le mie lampadine sono durate 30 anni, funzionano perfettamente, me le hanno cambiate alla revisione in quanto le lampadine di una volta non hanno la potenza sufficiente per passare le revisioni, ok? Quindi sono ancora perfettamente funzionanti e ce le ho qui. Quelle che ho cambiato non è passato neanche un anno, non so quanto è passato, 6 mesi, una roba del genere, cioè cazzo, quindi prendiamoci avanti, se non funzionano porca di quella troia.